Pala Isolotto di Firenze, pronti per trasmettere le emozioni della 20ª giornata del campionato nazionale di Serie A di calcio a 5 femminile. Si affrontano Futsal Florentia e Real Grisignano. Deus ex machina Querci alla regia. Salutiamo Daniele Borrelli, salutiamo il nostro... E giù abbiamo altri dirigenti, Moreno Nannetti e Daniele Lobuono. Salutiamo tutti. Scalpi. Reale qui al Pala Isolotto, si può iniziare. Fischia adesso la signora Bernardino, primo possesso per la Real Grisignano. Fernandez subito in contrasto, Marta Peñalver, un duello tra spagnole. Fallo laterale per il Real Grisignano. Turetta, anzi è Prando che sbaglia, fa finire il pallone direttamente tra i piedi di Liliana Nicoletta, che spazza in maniera poco precisa. Fallo laterale per la Futsal Florentia, anzi per il Real Grisignano. Ituriaga scambia con Pezzolla, giocatrice pugliese ex Salinis, così come Taliziero e Jessica Fernandez in questa partita. Ramendia, Manieri il tiro ancora, Famà para centralmente, Manieri inizia a affilare il suo piede e ora va ancora in pressing la Florentia. Schmidt per Manieri, il tunnel di Turiaga, Manieri, Marta Peñalver, il tiro ancora, la parata, altro pericolo, è un assedio adesso della Futsal Florentia che sta cercando il gol, che ancora Peñalver, è uno schema Schmidt, Peñalver, il tiro, Famà para centralmente contro Marta Peñalver, ruba palla Manieri, Ramendia, il tiro ancora, la parata di Famà che sta respingendo gli attacchi della Futsal Florentia in maniera decisiva per ora, in maniera efficace. Il portiere è siciliano, Manieri livornese. Schmidt, Peñalver in mezzo, rete, gol! Ha segnato Marta Peñalver, Ramon, Florentia in vantaggio esattamente quando sul lesinando impegno in questa sfida casalinga. Ituriaga dura ma corretta su Troiano, il tiro rete. Ha messo fuori causa la difesa della Futsal Florentia, 1-0, ha segnato Jessica Troiano, che ha fatto partire anche una dedica sicuramente a qualcuno, perché Famà 1-1. Marta Peñalver di testa, Fossi, il tiro, gol! Alessandra Fossi ha segnato la Florentia esattamente all'11esimo, quando mancano 11:29 da giocare. Alessandra Fossi, questo fischio sinceramente dalla signora Bernardino si deve ripetere per il primo gol di Renatigna con la maglia della Futsal Florentia. Ma occhio, perché Taliziero ha la possibilità di pareggiare, c'è Liliana Nicoletta che si oppone bene alla conclusione da lontano della giocatrice italo-brasiliana. Sbaglia qui Fossi, a tu per tu, Fossi, il tiro, rete! Ha segnato ancora lei, Alessandra Fossi. 10:17 sul cronometro, Florentia 3, Grisignano 1. Quanto cinismo in Alessandra Fossi. Palla per Marta Peñalver che la recupera, Peñalver si invola, c'è Ramendia dall'altra parte, Ramendia, guardate Famà che intervento e poi il tiro di Peñalver, ma qui Adelaide fa Sara Ituriaga che lo batte, Sara Ituriaga per il Grisignano, in mezzo Lidia Silva, rete.
errore, distrazione difensiva. 3-2, ancora accorcia le distanze il Grisignano, si poteva gestire meglio questa palla inattiva. Che poco prima ha avuto una ghiottissima occasione per arrivare sul 4-1, ma Famà è stata meravigliosa sul tiro. Peñalver, Aramendia è tutta sola, Aramendia, il tiro sbaglia a porta vuota. Aramendia che non ti fermare. 16:50, forse qualche problema tecnico e c'è il pareggio di Turiaga. Il pareggio di Turiaga, tiro dalla lunga distanza. Qui sinceramente c'è tanto da rivedere. Mister Colella richiama le sue ragazze. 16:47 da giocare, un tiro assolutamente non irresistibile che abbiamo risolto prontamente e siamo tornati in linea quando il Turiaga ha pareggiato i conti per il Real Grisignano. L'aria, il tiro di Aramendia, palo, sassata micidiale, tiro di Manieri, calcio d'angolo. Si è un po' rilassata la Futsal Florentia permettendo al Grisignano di tornare in partita. La sassata micidiale di Marta Rodriguez. Peñalver, va via Peñalver per Aramendia, Schmidt in posizione, riparte Renatigna per Peñalver, Aramendia, rete! Marta Rodriguez, Aramendia! La Florentia è di nuovo in vantaggio. Il gol dell'ex giocatrice del Majada Honda, Marta Rodriguez. Fernandez per Prando scambia con Fernandez, Prando, il tiro, traversa clamorosa di Prando. Buono questo scambio del Grisignano, concluso con la conclusione di Prando che per poco non regalava il nome. Peñalver, Renatigna mette a terra Famà, Renatigna, la finta per Peñalver, palla al lato. Fa al termine di una gara combattuta fino all'ultimo secondo. Fossi, Renatigna, rete! Renatigna trova il primo gol in campionato, una splendida girata al volo di Renatigna che ha concretizzato l'assist di Alessandra Fossi portando la Florentia sul 5-3. 10 recupera Troiano che poi recupera, ma Peñalver va a farsi perdonare chiudendo bene la conclusione. 0 il tiro, rete, la deviazione incredibile e il tiro deviato dalla giocatrice della Futsal Florentia. 5-4, anche un po' di fuori, va via Fossi, Famà in uscita. Buona questa iniziativa della Florentia, il tiro di Peñalver, palla, braccia di Famà. 0 Manieri per Peñalver, Ramon scambia con Aramendia, rete! Che giocata di Marta Rodriguez. Aramendia si è liberata delle sue marcatrici in un fazzoletto di terreno con un elastico d'antologia e ha fulminato Prando con una... Manieri va via, Peñalver, Aramendia, Manieri, rete! Spettacolare questo scambio, le tre Marie lì davanti non hanno perdonato, meravigliosa questa azione. Ancora Marta Aramendia che ha spinto in rete un facile appoggio di via Troiano per Taliziero che insacca. 7-5 a 12 secondi alla fine, fallo laterale per la Florentia. Schmidt per Renatigna, 8 secondi, Renatigna, Schmidt, vediamo se c'è spazio per l'ultima conclusione. Manieri, conclusione respinta e poi arriva 1, arriva 2, arriva 3, vince la Futsal Florentia 7-5, porta a casa 3 punti
importanti. La formazione di casa che continua la sua striscia positiva e domenica si va nella tana della Ternana, campione d'Italia.